Se la differenziata è partita in buona parte della città di Agrigento e a giorni con l'avvio dell'ultimo step del centro storico e cittadino coinvolgerà tutte le utenze, ecco un primo bilancio dell'avvio del nuovo servizio. Quella che vedete è la zona di Cannatello e in particolare via Farag. A realizzare il videodenuncia è Mare Amica Agrigento. Immagini shock che mostrano una delle tante discariche abusive nate o peggiorate proprio a seguito della raccolta differenziata. Un vero e proprio segno di inciviltà e le multe, anche salate nell'ordine dei 500 euro fatte recapitare ai trasgressori rintracciati grazie ai sacchetti abbandonati per strada, non bastano come deterrente. È evidente, le immagini fanno vedere che è un fenomeno quasi incontrollabile. Un pessimo biglietto da visita per una città che spesso si suole chiamare la più bella dei mortali o Agrigento città dei templi, o che si fregia di essere tra le finaliste che vorrebbero nel 2020 essere città della cultura. I cittadini di Agrigento non hanno capito che il lavoro straordinario che servirà per bonificare tutte queste discariche uscirà dalle loro tasche e a farne le spese saranno i civili che pagheranno i conti degli incivili che gettano la spazzatura ovunque. Proprio per questo alcuni abitanti sperano che si possa mettere la parola fine ad una soluzione, quella dell'inciviltà, che di certo non risolve il problema. Innanzitutto la differenziata è un segno di civiltà e credo che sia la forma migliore per risolvere il problema della spazzatura. Il problema è che la mamma degli incivili è sempre incinta. Da noi, in particolar modo a Villaggio Mosè, ci sono delle discariche a cielo aperto, dove prima c'erano i cassonetti, adesso sono stati tolti e la gente continua a buttare rifiuti lì, ma non solo rifiuti normali, ma rifiuti speciali. Io parlo di carcasse di animali, parlo di Eternit e di quant'altro. E questa è una cosa che non può più continuare, anche perché si sta creando una situazione tale che chiunque può arrivare a scaricare qualsiasi cosa. Quindi chiediamo all'amministrazione comunale con i competenti di bonificare i siti. Io parlo di via Borsi Giuliano, via Farag, via dei Fiumi e la via che porta, quindi zona dei Palombi, che porta a Zingarello. Quelle sono delle strade ormai poco frequentate, dove la gente venendo da qualsiasi posto, dal mare o dalla città, va a scaricare la spazzatura abusivamente. Chiediamo che cosa? Innanzitutto che l'amministrazione comunale prenda atto di questa denuncia e che vada in maniera urgente a bonificare e che poi che la gente diventa un po' civile. Agrigento ha bisogno di essere non solo votata per nei prossimi anni, nel 2020, città della cultura, ma anche specialmente su questi posti qua, quindi è fondamentale che ci sia una pulizia e un controllo mentale della gente. Quindi possiamo fare un appello ai cittadini a denunciare, a sollevare i problemi. Sì, io ho notato molta omertà, noi siciliani siamo così omertosi, abbiamo paura di denunciare, magari lo facciamo dietro una saracinesca o lo facciamo dentro un bar, nel momento in cui abbiamo una telecamera davanti o qualcosa da poter pubblicare in maniera civile, abbiamo paura a farlo. Io non ho avuto mai paura di nessuno, non sono legato a nessuno, vivo da solo con tranquillità e non ho paura di denunciare il fatto. Quindi ringraziamo l'assessore Fontana che si è dimesso. Ora faccio un appello invece al Amel, nuovo assessore, che si dia una mossa e che se vuole può incontrare la mia associazione culturale Mosè a Villaggio Mosè e gli abitanti del posto, dove praticamente possiamo assieme fare un percorso insieme. E la Will Agrigento, in particolare Geracquisto e Nino Sella, sollevano tra i problemi legati alla differenziata anche il sorgere di discariche, ma essere giudicato come trend negativo è l'operato dell'assessore dimissionario Domenico Fontana. Adesso il sindacato chiede un incontro al neoassessore all'ambiente Nello Amer per avere contezza dei suoi programmi e progetti a partire dall'avvio della differenziata in tutta la città.